Palazzo Barbarano ospitò una nuova mostra dopo pochi mesi da quella su Johnson. Curata da Guido Beltramini, Kurt Foster e Paola Marini, era dedicata ai progetti dell'ultimo decennio di vita di Carlo Scarpa, quando l'architetto sviluppò un'intensa ricerca spaziale e un meditato rapporto fra architettura e paesaggio. Erano progetti ideati da Scarpa nella propria casa studio di Vicenza, dove si era trasferito in quegli anni, o realizzati per committenti pubblici e privati vicentini, molti dei quali inediti e presentati per la prima volta. La mostra si apriva con un metaforico lancio di dadi, in omaggio alla lettura di Kurt Foster del carattere stocastico del procedere creativo di Scarpa, ispirato a Mallarmé e a Duchamp. Nella creazione dell'allestimento, Umberto Riva riutilizzò le strutture ideate per la mostra su Johnson, ma come in un gioco di prestigio le trasformò radicalmente. L'accumulazione visiva che aveva caratterizzato la mostra di Son si trasformò in terse, limpide pareti che si scomponevano per campiture di diversi colori. Un equilibrio raffinatissimo, una vera e propria lettura delle dinamiche compositive di Scarpa. La mostra presentava soprattutto disegni, ma Riva creò un fulcro visivo al termine della lunga anfilata delle stanze. Il pezzo da esporre era un frammento della trabeazione della Banca Popolare di Verona e per sostenerlo Riva costruì un basamento che, come in un'opera di Brancusi o dello stesso Scarpa, era parte integrante dell'opera. Riva seguì personalmente la costruzione sul posto, dando via via istruzioni a due muratori che sovrapponevano rozzi mattoni di cemento intessendoli con una logica sofisticata, su cui poi Riva intervenne con nuance di colori appena percettibili. Fu una vera lezione sul costruire.